sono aperti questa mattina i cancelli dell'ex caserma Prandina, nella quale in una parte del vecchio piazzale è stato momentaneamente collocato il parcheggio da 300 posti che rimarrà aperto per tutto il periodo delle feste fino al 6 gennaio per agevolare gli automobilisti nel raggiungere i negozi del centro storico. Il parcheggio totalmente gratuito rimarrà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21 e consentirà di raggiungere Corso Milano da un varco costruito ad hoc attraverso il Parco Cavallereggi. In mattinata, oltre all'apertura, si è tenuto un sopralluogo di Legambiente contraria al parcheggio. Presenti in loco anche il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi, che hanno accompagnato i partecipanti anche all'interno dell'area interdetta dove sorgono le strutture dell'ex caserma. A sorpresa, in mezzo alla vegetazione, ecco spuntare anche un autobus, sequestrato e posizionato lì da diverso tempo, in attesa di sapere la sua sorte. L'apertura del parcheggio, caldamente voluta dalle associazioni di categoria, dai commercianti del centro e da parte della cittadinanza, ha visto nella giornata di oggi un intenso via vai che a partire dall'ora di pranzo ha riempito gradualmente il parcheggio. Sempre da oggi, da qui, si potranno noleggiare dei rickshaw per girare il centro in maniera alternativa. Sfishamar Channel News, Padova.